Passiamo allo sport, goleada del Treviso contro la San Bonifacese 6-0 il risultato finale e vetta conquistata con un punto sulle seconde San Marino e Rimini. Il Treviso travolge la San Bonifacese con 6 reti e manda un avvertimento alle dirette concorrenti per la promozione in C1. La squadra di mister Zanin è in salute lo fa vedere, con il risultato di ieri conquista anche la vetta solitaria della classifica, anche se solo con un punto sulle seconde San Marino e Rimini. La goleada del Treviso inizia al 13°, cross di Becce e stacco vincente di Ferretti. 6 minuti dopo il raddoppio con Torromino che si invola verso l'area, sinistro dal limite, errore di Nardini e la palla che finisce nell'angolino. Il secondo tempo si apre con un altro gol del Treviso, Ferretti in profondità per Perna e rete del bomber Campano. Al 71° triangolo Giorico-Ferretti-Giorico e tocco vincente sul portiere in uscita. All'84° mani in area su tiro di bandiera. Del rigore si incarica Torromino e segna il 5-0. L'87° arriva il sesto gol, angolo di Spinosa e testa vincente di Cernuto. La San Bonifacese si fa vedere poco o nulla dalle parti di Campironi. Perfetti non proprio, perché i primi 10 minuti non mi sono piaciuti, però insomma concediamo a questa squadra qua che al di là di tutto è una squadra da applaudire, una squadra che ha fatto delle cose eccezionali e che ha 2 giornate da termine, prima in classifica, sarebbe prima insieme alla Propatia per i punti fatti e quindi c'è solo da applaudire questa squadra qui. Adesso naturalmente noi abbiamo giocato la nostra chance con la San Bonifacese nei migliori dei modi, però dobbiamo festeggiare poco perché a domenica abbiamo l'Entella. Quindi niente, la squadra è in salute, sta bene, ha voglia, troveremo una squadra molto forte che sta molto bene in questo momento, però anche noi abbiamo le nostre armi.